Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Francisco Coloru tribagliat in sa cooperativa bitichesa Istelai. Este su direttore de su museo multimediale de su canto a tenore de Bitti, naschidu a pustil de sa proclamazione de s'UNESCO. Un museu modernu chi impreada tecnologia noasa pro chi appassionatu curiosu potat vivere un'esperienza completa, multimediale, chi lu faghet intrare in su mundu de su canto a tenore, in sa cultura de sal differenzial de sal modal de sal biddasa, de sos traiol de sos cantadores, de su rapportu tra cantu e ballu sardu. Ascoltate Boscommo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Francisco Coloru. Francisco Coloru, grazie intanto per nos aver accolto in su museo de su cantico a tenore. Siamo contenti intanto che besista da questo luogo e siamo contenti di fare questa arreionata in oghe e di seguire poi questo zero quando facciamo la registrazione delle cantatas dell'Alfagre in un luogo che è dedicato a su tenore, non ben da meda, anzi mi pare che proprio un museo dedicato che sia aperto e che funziona de pezzi gusto de bitti. Da un bel naschita questa idea, non fa che si su conto di questa struttura e di questo rivaglio. Anzitutto Bustia, ringraziati per il suo prezzo. Per noi è un onore ospitare tutti gli studiosi esattamente che chiedete dedicare un momento a su canto a tenore. Il museo nasce per questo puro, però a berrere Sardiana di questo domo e con lui esattamente che chiedete a raionare del canto a tenore. Su canto a tenore, il museo nasce da una bella idea. Torniamo a Palas de qualche anno e diamo dessa certificazione UNESCO di su canto a tenore, certificazione di importanza manna che riconosce questo modo di trattare dessa gente sarda, di noi, che sa musica, che giustare impare, che su tenore non è solo canto, è socialità dessa gente. Su tenore è ne ti riconosci e contemporaneamente in bizzi un'amministrazione un po' lungimirante pensata di dedicare una domo proprio a su canto, creando una struttura nuova, innovativa, una che si adegua a suo tempo e che renda su canto presentabile a tutto canto. Assumono un intreo piccanne come in teluccu, come in epicentro, vizi, pluite vizi non che este su canto più bello assolutamente, ma vizza tapito un merito in su canto a tenore. In sus ultimi 40 anni, forse si è saida grazie a determinati elementi e noi che dobbiamo ringraziare Metta su tenore Rimunnelocco in prima persona a Ciutanielle che resiste a dare un'imprenta nuova a su canto, danne una forma un pacco di professionalità, una serietà che non mancate su canto a tenore, però può essere riconosciuto da gente de oras bicchiriata. E quindi vizi diventati in questo 40 anni l'elemento trainante di su canto a tenore in su mondo, non in Sardegna, in su mondo. E per questo vizi diventata il luogo ideale per creare un museo dedicato a su tenore. A ment'anni che su tenore non è vizi, su tenore è stessa Sardegna. Già macro regione del Sunugurisu, che in tutto la vita è la bellezza che d'un fid hanno a esprimere in su canto a tenore. E assolutamente Kimbe parte di questa iniziativa recuperando una struttura vezza dedicando parecchie istanze a questo canto, dedicando la scomente, creando una struttura multimediale, cioè dando la possibilità a chi non conosce su canto, su neufita come si nata in italiano, essere in occhio, desidere, di stare sfogliando le pagine di un computer e scoprire i testi su canto, leggere, appompiare video, comprendere e ascoltare. Quindi è un'infarinatura generale di questo che è su canto a tenore e it su canto a tenore rappresenta da processi comunitati che lo praticano.
Ma la cosa namuso affascinante di questo museo sono stato sos totem, cioè gli elementi che oggi il marketing narrano elemento wow, cioè che hanno a colpire immediatamente il visitatore. Questo tenore virtuale, che noi chiamiamo totem, battere elementi che hanno a riproporre la classica forma dei suoi cantatori, danno la possibilità di ascoltare un gruppo virtualmente, ma soprattutto di andare a selezionare le voci e quindi andare a intendere le timbriche particolari che ogni elemento del suo gruppo esprimete. E no, questa è la meraviglia per umana. Che io in questi anni imparo a scollegarmi che gestiamo la struttura, abbiamo assistito a momenti veramente curiosi, ma a suo stesso tempo meta toccante. De gente che non conosceva questo canto, gente del nord Europa, scozzesi, tedeschi, danesi, eccetera, che arrivano, no? Che si ponevano in mezzo a sostotem, in mezzo a sostotem è come stare in mezzo a un gruppo, a suo gruppo come si cantava anticamente, però tancato a che ne sottunno, ascoltare sos tenores e questa timbricas gutturales che toccano proprio giù profondo dell'animo, a tornare a schittare sensazioni che ne dormitas e a poi sente prangere, che in questa timbricas che toccano veramente sul coro. E questa è la cosa più affascinante, più bella che ha viviti, no, che gestire questa struttura. Ed era veramente commossa ascoltare il canto nostro, il canto che abbiamo inteso da quando siamo nasciti. Io ti narro nascito che questa esperienza a me accusta, non solo le femmine cantano a tenore, ma le femmine pure. Mamma nos ha allevato cantando a tenore, che non che dormiata nos cantaiata a tenore. Quindi su tenore personalmente ho l'ho inteso da che ne in tre mamma a che hanno poi ho cresciuto che mamma e via. È una cosa che intendiamo che è nostra. E noi che abbiamo stento in bitti e cantadoras che le schimmus, no? Ma in metal biddas abbiamo questa cosa, che hanno questa visione del ruolo il bene da quasi che sa modernità, no? Nel senso che innanti in intro de sal familias, in intro de sal festas che si facciano, i salbiddas cantaiano uomines e femminas ovviamente, e bivini sas che cantaiano in poesia, sas che cantaiano a chitarra, e sas che cantaiano a tenore pure, ponzende boche e mesaoche, come che è quasi un'esperienza quasi dimenticata, no? Ma devo scherate, sos tempos cambiano sempre a voltas in più, a voltas in mezzo, e si spera che dorre de vinza sal femminas a cantare a tenore no è perdita in tutto, no? Spiegammus pochie nos ascurta da oio nu grasa questo concetto de sostotem, no? Praticamente tre strutturas, battono strutturas a intundu postas montadas a intundu che battono i schermos verticales, esatto. Postas verticales e non beste sa figura del suo cantatore e beste la possibilità dello scomandare a touchscreen, sì. Dello scomandare, dello fare scantare o dello fare firmare a piagare e tornano a attaccare da un best arrivato su cantico. Esatto. Questo trivaglio l'ha fatto, mi pare che l'ha fatto Francisco Casu, come in studio proprio di struttura tecnologica, no? Sì. Che in sa collaborazione del suo etnomusicologo Marco Luzzu e Bappo collaborato io pure per sostestos, per sostenores, che Marco mi ha grammato alla Zuare in questo trivaglio, può presentare su tenore come si tocca in intro de gusto. E quindi vinza sostesto sono de Marco Luzzu, che sì. È su professore dell'università, casa qualità poi nasciti dai studi. Dalla ricerca universitaria, assolutamente. Non si inventa da esunere nel giusto elemento fare, no? Che non si scorda gli ischi di vinza, che le sono riferimento. Come questo museo lo consideriamo il firmo o va possibilità se va da progetto che possono mandare da innanti, altri studios?
Allora, batta a possibilità de l'umanare adennanti, batta a studios, abbiamo firmato una collaborazione con l'Università di Cagliari del Parco. Noi nos siamo occupare della logistica, a sospetta su compito di studio del suo museo, del suo tenore, del suo cantatenore. Però questo che narra che si può tornare adennanti. Già difficoltà di anche crescere e strutturare goi e di non la mantenere firma è sempre legata al suo finanziamento. In che bicchiere tanimo dei suoi amministratori che accattene cooperazione con università e con altre docenti, modalità di creare studio che su chi segue questi studio di divulgazione, però è nata di pari passo, si studiato una cosa e si divulgata e si pone in relazione caso belleste a relazionare questo canto che so già lo canto del suo mondo, che si sa la forma musicale del suo mondo, se no noi siamo isolati e questo non andrà bene. Su bello dessa etnomusicologia che non si firmata a un luogo, ma poi è andata a relazionare chi in soggiattero locos e quindi a cattare similitudini e diversità che poi rendono l'umanità particolare. E questo aspetto bello dell'umanità di questa andare a comprendere come poi si si è sviluppata e si può sviluppare, che non si resta mai virmosa, ma si può solo andare addennanti. Mi pare bello meda questo concetto che fa edda di un museo come una cosa via che si confronta in Sardegna e che in sul resto della musica del suo mondo, della scultura, il musicale, il mezzo, il namus, che sono in giri sul Mediterraneo in alto del tutto, ma poi in fora e su un tre. Un'idea mia che mi dia piacere è anche il museo dei sostenori punto 2. Oggi è il museo multimediale del suo cantatenore, ma deve essere bello all'evolvere in museo multimediale della sonorità mediterranea, quindi andare a creare un legame che su mondo che non sta corso. Siamo un'isola in mezzo al mare, però abbiamo visto dei continenti europeo, africano che collegano a noi e a cattare una relazione culturale, musicale da poter poi esprimere in un luogo voi. Quindi ampliare decisamente già veduta del suo canto. Mantenendo sempre firma la nostra posizione. Certo, proponendo la nostra, però in intro di un contesto più allargato, più internazionale, più come intendesse il mondo poi di oggi, no? Che noi stiamo in un mondo tancato, innanzi vimos salbidas, no? Certo. Siamo a Sardegna, Italia, Europa e tutto il mondo a suo tempo di oggi, grazie a Dio, la circolazione della cultura est internazionale deve essere finza non sapunna noi in Torpino di un'attività culturale come Tacus. Assolutamente. Io una tipo di collaborazione mi appare bella, per esempio, che ha altre esperienze che già conosciamo, no? In altri luoghi come in Spagna, beste in Torroella de Montgrí, beste un museo del suo Mediterraneo proprio, che è dedicato in parte finza a sa cultura musicale del suo Mediterraneo, meda in parte manna, e abbiamo fatto che in su Università de Castello, che in su Conservatorio, che in su Sozio Tenores, abbiamo fatto già collaborazioni, laboratorios o studios, non solo su tenore, sa musica sarda in genere, su cantica chitarra, sa poesia improvvisata, sa suono de sallauneddas. Sì. Questo a Beru pote da berre le possibilità finza de muovere conoscenze e gente in intro di questo mondo mediterraneo che come sto tu brusa curso de come te vidi innantis. E trivagliù, in questo senso credo che ben dappada. E un'altra cosa che mi pare bella de narrare è che sa registrazione se chi presentate scommo in questo totem, che va due fasi, no di questo totem. Beh, c'è stata una prima fase in Sosanno il Deghe del suo Duamizza, no? E come ultimamente è stata fatta s'aggiornamento. E non andava bene su Ezzo. Andava bene tutto canto, però quando si pensa a un aggiornamento si è cercato di ampliare, di resistere a presentare più iddas, più
per vari motivi sono andato a presentare un numero di tenori abbastanza limitato e penso che questo non è bene per il semplice motivo che oggi come in Tiddas abbiamo corretti mi sbaglio più o meno una sessantina di iddas che lo esprimono in maniera metta importante. Questa proprio questa tradizione. Questa tradizione che l'hanno sempre mantesa. Sempre mantesa. Quindi è una continuità storica è importante questo dei suo canto. Andare a creare macro aree, piccare una idda rappresentativa di un territorio è limitativo. Che poi non si idda atta su traio suo, su modo suo, su ricchezza sua, su particolarità. Ma vinza già intro dessa matessidda bisogna già piccola differenza già chi renne infatti su tenore o su tenore in base a su lista o a persone più influenti di questo gruppo che riesce a esprimere un modo leggermente diverso esatto, batte una ricchezza manna. Quindi più si resiste a ampliare e dare possibilità a tutto di essere mostrato. Credo che siamo in su. Che non cari nulla a su che besti stato prima, assolutamente. No, vediamo mancare. Bada un po' me altro il due aspetti. Uno è il finza tecnologico, mi pare che. Assolutamente sì. La tecnologia è andata da innanzi. Siamo legati a questa tecnologia che da tutto de anni e sono sempre più scursi su questo anno. Ha bisogno di un upgrade, di un aggiornamento di questa struttura. E che hanno già che questo aggiornamento inevitabilmente poi è andato un po' rimodulato, vinza su contenuto, su video e cantubata, che non si può proporre sempre su che besti stato. E quindi inevitabilmente si modifica e si spera sempre di modificare in mente, di andare ad ampliare questa platea di ospiti che poi sono intro del suo meccanismo. A me mi spiace che tu vinci un altro fatto di questo fatto di vagas upgrade. Mi è aggradato vinci sul fatto che la registrazione del sostenore del bezzo, credo che la salsa il mantesa, bisogna sempre si possono scurtare e a barra da commente un canto di storia nostra, no? Però un museo come le queria ragionare a zico di questo fatto, che tiene questa ambizione che ha nato tu, cioè di vivere su presente e di si confrontare che in sa realtà sculturale sa in ghiriu, per rappresentare su presente. E che in qualche maniera non potete essere spezzi documento del suo passato, esatto. Ma che alleare registrazione del nostro che narra il geo, bosconto su tenore come intende scommo. Certo, commentiamo che su tenore se ne viu che adonzi cosa via cambia, mutata continuamente, esa limba puro, non andiamo su. Io non è su vizzicheso del 40 anni fa di Chimbanta, è aggiornato a sostempo, che inevitabilmente le influenze, le scontato, non vanno a modificare e questi su canto a tenore, che andando a ascoltare registrazioni di prima, su canto vizzi è completamente diverso. È completamente diverso. È bellissimo questo concetto di completamente, no? Completamente. E no che intratta sempre che ha forza in espressione su canto attuale, data l'imprenta sua e in qualche modo modificata. Ma questo è bello, che è una cosa via. E in futuro, sul tempo a bennere, a te si è modificato torra, ma che non è scritto. Se noi restiamo sempre fermi a su chitta, a su connotto, la cosa è morta. Stiamo aumentando una cosa che ormai non besprusa. È come una fotografia che abbarra sempre esa chieste. Esa chieste. E imbezziamo una pinna che è prusa in cara, bicchiere. Siamo via, andiamo a dannanti. E questo è l'esperienza che teniamo tutto per su denore, che si da cambiando gente, abbarrare sempre il bio, sempre il nuovo, sempre il differente, e però sempre presente a nos azzuare, a nos contare come te sardo, a nos presentare a su mondo come te sardo e finza come te bitticheso che donzi ida poi dene su carattere sou e finza al donzi persone come tal nato a Savine li dai s'imprenta sua cadene de su carattere sou finza si su cantare e in su cantare esprime una parte de isse che a volte non bi la faghimus alla narrere a paraula, no? Certo. Ma in su cantonzu che contammus un montone di altre cose al nostra solo sul fatto di come te ne sponimus, di come te interpretiamo. E noi conoscimus al bidder quasi, abbaidende al cantatore da come assolutamente da su chi sì. fagano e da come te cantano, su carattere de salbiddas. E quindi può essere il bio
su museo deve essere bio come su denore tutto, cioè deve vivere su presente e si deve proporre. Tu hai nato giustamente bicchiere finanziamento, no? Bicchiere finanziamento, ma idea scuro, bicchiere è volontà, che poi la cosa è andata sempre schissa volontà. Noi in questo anno che siamo e che siamo regalo entro questo un marasma de pandemia, de Covid, che non ci ha bloccato le attività, che hanno in Sudamerica e binti su binni che de Iannaglio è stato inaugurato l'aggiornamento del suo museo, aumento che visto il puro, ai danni de ponere a disposizione è scusto che poi il museo deve vinta sacchere. Il museo commente luogo per ospitare la scuola del tenore. Ma dare proprio di scuola del tenore un po' come penso sempre che giocando a tenore come mette cose nostre de Sardegna nascono spontaneamente, o meglio nascono spontaneamente. La gente ha imparato a cantare in si strada, conoscenni, sanno su filleri, su spizzino da scortanne, imitanne e via. Però lo tempo cambiano e abbiamo bisogno invece di creare locos che riescano a colluire su spizzino, però cercare di stradare, di conoscere, di affascinare chi su canta tenore. Io penso da un'esperienza di scuola di canta tenore, dessa prima scuola su 95, ho girato dai servizio militare, hanno ballea più su gruppo, frequentato a Subiato di Gianfranco, cantatore a tenore, giudizio di Daniele. Gianfranco Cossello. E proprio appena girato dai militari è partita la prima scuola del cantatenore. Chi la vaglia da? Zio Daniele che sono Monnelucco. È stata una bella esperienza, in cui io pure mi sono posto in gioco, ho cantato, ho partecipato. E te vaglia ho iniziato con il basso, poi mi suoche. Ecco, Galo, che non mi capita, un corfeddo, mi piace, il tenore, caponato prima, nasciti, prima de nascere io, la penteso già che ne po' entro mamma, quindi l'intennimus e si canta. E si scuola oggi eserciti procus, per riuscire a dare un luogo fisico, a pizzinoso che sono un pacco di strato da mille cose, però lo sa che stradare. Poi inizi spontaneo e su 90 Kimbe l'esperienza è stata bellissima, che poi 90 Kimbe, 96, 97 dai scuola e siamo a Suzzillera a non spiegare una cosa e si canta iata, quindi si torna iata a cantare. Melino Pira nasciti da questa esperienza, lo cantore di Melino Pira, Marco, Omar eccetera, ha nato in scuola a me, poi sono nasichito e hanno una marcia in plus, bravos e tutto. E hanno zicchito, però da in questo e siamo dalla scuola a cantare, sul gruppo a cantare, i suzzelleri a cantare. Dunque, occasione un momento dato per cantare. All'eschi a me m'aggrada a me da ragionare con te su di questa cosa, mi ne acconcano un montone di altre cose al denarre e di domandare, no? Una è intanto che da questo calnato geo che comprende una cosa in prul, no? Che questo zio Daniele, che sono scompanzo suo, de dando, che sono il manno, zio Battore, Tancredi, è il giusto da lo ammentare. Assolutamente. No? E Piero. Zio Piero, certo. Che Cesarino, che ha cantato, che Nissos, che ha pantento a bere un ruolo importante finza sposa nascita di questo museo. In suo senso, non solo de salbessidas a fora, ma de spesato vinzas a cantadores e commente soschi poi han seguito saraglia, namus de solmannos, e finzas po ha spesato in intro de su mondo de su tenore, gente commentatie, no? Che lo tenia in intro, ma di dare la possibilità di giocare a fora e di comprendere tutta l'importanza che può tenere in intro di una ida, finzas abbaidende a sa passione de gente manna che li dedica gai meda, che questa gente l'ha fatto veramente po' passione, tutta questa operazione. E questa è scolata, e è stata un contagio bello, come su che siamo scolendo come, no? Quindi è giusto che noi oggi e in oggi in bitti vi lo riconosciamo questa importanza. E un'altra cosa che mi sta gradata che sono tempo di oggi benzende manco a zigo, so contesto
namus logos e finza sas occasiones chi innantisi sa idda ischiada mandare da innanzi a Sasola, tocca dello storrare a inventare in qualche maniera. E tanto bada, noi in questo progetto Modas, che si narra Modas, questo che siamo facendo, teniamo due altre camminere, no? A banda di questi studi e di questo arreio che facciamo, che è scusa di cercare di annoare namus logos e essas occasioni tradizionali, della storrare mancari a zigualla sabbiare. Certo. E finza al de riconoscere che bighiere d'occasione il no, al differente, se può poter cantare, può boiare sa gente, può dare visibilità da su denore, può chi sospizzino, ne si l'intendano, si baccurzi, ne si interessano, sa curiosità, da un benaschi poi sa possibilità di cantare. In questo senso, abbiamo fatto su telefono, che un luogo come questo museo potrebbe essere non pezzi, può tenere una musicascola, può moderare un luogo da cantare, no? Questo lo bottiamo su, lo diamo poter fare. Si può fare, certo. Si può. Appunto, a Bustea, una cosa che noi notiamo continuamente, mescamente, sul periodo estivo, che hanno l'isola visitata da metà gente, è proprio una domanda che non fa che ne continuamente non vi si può ascoltare, ma sostenore ha bisogno, quindi la gente si aspetta di idere, mescamente gli stranieri, la gente cantane, sostenore cantane in si strada. Quindi batte una attenzione metta orte da parte dei stranieri a sa Sardegna e a suo canto. Quindi gli stranieri che ne tenono, che sono un pacca culturato, che comprendete, che si documentata, iscritti già testi su canto a tenore, che ascoltare, di essere bello a creare situazioni, non solo di questa sesta bellissima che Don Zidda ponete in campo dai verano vinza a Sattunz, però occasioni diverse per mostrare questo patrimonio nostro, questa peculiarità che teniamo, questo modo di nos esprimere, assolutamente, di essere importante. Riscalendeste che è un problema che mi ponzo io, trivagliandomi meda in tutto questo anno, ho dedicato meda a questa cosa e mi sono sapito da tante questioni che prima non mi che colà in gai. Che sono cantatori a tenore come Tammano Daniele Gai, sono diventati su una parte operatori culturali, gente che fa di autopromozione del suo cantone, giochi alleato a coro questa questione e non solo cantata, ma cerca di fare operazioni culturali e lo fa di questa passione, ma come hanno due poi a Savini non va di investimento vero in questo, no? E forse sì. E in certo luogo non s'agatta da samatessi gente che bitti attentus a buona sorte de tenere in questo anno. In altro luogo mancare gente che canta benissimo, no? Gente che sono cantatori di un livello altissimo, però che non tenene questa scalidade, o se no non s'aggana. A volte al fin sa gana, si impigno. Lungimiranza, senata, un montone di cose che bigherene può sileare quest'altra banda di questa questione. E in che come eni di tutta la gente commentatie e commente altri, a mie pure, mica penso io pure, in mezzo, magari io so che a te è tutto, sono mezzo cantatore, mezzo coinvolto, però dipende da noi spuro, no? Bidda poi idda. De tenere, de nocceleare questa parte, de chi questo museo può fare bene meda, che già facende, e chi è il facende già meda, e chi può fare sempre il mezzo rendi. Ma de cercare di lo fare non un museo, ma deve essere questo movimento in donzida, in maniera che su tenore si cadora dalle sul logo suo e si inventenoso che è difficile sì, no, compreso su tempo il benitore non è tanto no, facile. È semplice, no, è difficile che poi siamo invaso da tecnologia che che bene, ma non esiste distruine meta. Non si sta ingardinendo. Meta. Dobbiamo accattare un equilibrio giusto per dare esperienza e dare in ambito sportivo gamba
Dare gamba, certo, dare anche se non in sardo pure, dare anche in maniera che potremmo scorrere mezzo e più tranquillo. Così su volisteri eni dai noghe e noi si non scheribide scomente sardos, che bene riconosca sa Sardigna quando che brinca da esi spiaggia a Chirras interno e scaghere conoscere sa Sardigna e bidere so sardos, intendere e conoscere sa cultura de so sardos, come te faghiamo noi quando andiamo a Perù. Certo. Però questo è estremamente importante, Bustia, che ti scritto leggere e recepire. Si sono venuto pizzino d'America, lo tenore d'America, a cantare, a comprendere su canto. Senti che ha conosciuto su canto tramite internet, chi si è appassionata, ne è innamorata di questo canto. E vieni poi a Sardegna e visitano le vite di su canto a tenore. Hanno un'esperienza a metà manna, ma poi cantato io pure, si hanno satta, che in questo, che era una remetta, quindi dobbiamo comprendere, forse sì, fermare un momentetto, prima di arrivare a Susinni, che è nata, le comunità, di sedare le comunità, di pensare un progetto manno, che sanca giusta, che su passo che è gettata si con una sanca giusto, non cosa troppo, però procedere che sa misura giusta, ma se ne d'America a cantare in occhi, che non è cosa, si bisogna su giapponese, su mattessi, che hanno imparato su traio vizi, su traio de gui, su traio de satraida, e cantano, no, che non è cosa. Forse un'esperienza abbillata a questo canto. Un vascino suo, latta. Presenta una cultura che è una cultura ortesa nostra. Forse già noi sardos, dobbiamo comprendere questo. Non può carziare esa conca di pruso. E abbiamo questo difetto. Esterofili, forse si metta, e non pensiamo che la cosa nostra poteva valere come te. Sai che ne dai ora, assolutamente. Sono d'accordo con te, e penso che può fare scusto, può fare gran maniera che quando su frusteri enidi e non deve guerrare, può intendere su denore, sono logos come a custo lo possono azzuare, si va ad un'organizzazione che in regolarità, che in maniera dia la possibilità da sa gente finza sa gana di cantare. E poi chi in interessa ida tocca di cambiare qualche mentalità finza interna nostra, no? Sul zilleraio, quando mai che non arriviamo a su fatto di comprendere stotto che nos azzavamo a pare sì, a volte scaunnessi una sera e saghida che abbassiamo sul volume di una radio, di una televisione che besto in sessilleri. E tornare a intendere questo che si intendeva prima. Lì, pensa sa ok. È facile, È facile. Che non data a neu. Che non data a neu. Che hanno batta maescamenta, che hanno batta un pacco di centuristera, che hanno tornare a creare con un momento de esta. Una esta improvvisata, ma è un regalo che si chiede fare a chi ne idea ora sanno accattare e si può fare che tranquillamente. È un regalo che non si potremmo fare noi spuro. È un regalo per noi spuro, certo. Che non si potremmo fare noi spuro, sia di Sierru, per noi il Mantessi, quando cantiamo e che abboiamo su zero, potremmo pesare una oca e stare pari, sicuramente abbiamo sempre sconnoto. Per me è storia che noi si lemmo spruscussenzia che non ho che potremmo fare il bogare des albide al nostra, so cantatore a tenore, e che questo logos che vini sul nostro de pentorrare e fare bene a noi e a chi è bene di vinza sa conosce sa Sardegna. A che gusto, a gente che gusto. Tanto ti ringrazio Francisco, ti do grazie a Sabiru di questa arregionata, vado un montone di altre cose che mi piacere di arregionare in te, che questa esperienza che hai fatto in Ogimbitti vi ha dato maniera di toccare mille cose che toccano Saida, sa Sardegna, sa stramudal dessa gente, sul turismo, un montone di cose che non toccano tutto canto in questo tempo moderno e che non lasciamo su a un altro buio, si deve scherare. Sempre a disposizione, Bustia. E già dopo sul tenore sta aperta tutto e produci cose. E tanto grazie a Sasatera Bovis. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva.
editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata da esas puntadas da Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabaglio de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.